Con la delibera di giunta numero 195 del 18 ottobre, l'amministrazione comunale di Chioggia ha aderito al progetto regionale Green Tour Verde in Movimento, a cui seguirà la successiva firma di un protocollo d'intesa con la Regione Veneto, prevista entro fine novembre. Il progetto Green Tour, che comprende circa 600 km tra percorsi ciclopedonali e fluviali, ha l'obiettivo di promuovere il benessere dei cittadini e di incoraggiare la scoperta, la conoscenza e l'esperienza turistica del territorio, collegando 5 parchi regionali, 6 province e 88 comuni. Uno degli 8 percorsi riguarda proprio la Laguna Veneta, con il passaggio tra Venezia e il mare, comprendendo quindi Chioggia e Sottomarina. Le altre frazioni esplorano invece i paesaggi naturali del Sile e del delta del Po, i Monti Berici e Colli Euganei, le pianure delle valli grandi veronesi, oltre ad interessanti città e piccoli borghi storici. L'adesione del comune di Chioggia, commenta il sindaco Alessandro Ferro, è un altro passo verso un modello di sviluppo sostenibile e durevole, capace di generare trasformazioni positive nel territorio, non solo per i turisti, che potranno utilizzare mezzi di trasporto collettivi e slow, ma anche per la crescita di attività economiche legate alla promozione delle bellezze della città. A oggi, la Regione del Veneto sta portando avanti alcuni percorsi formativi rivolti agli operatori turistici ed economici presenti nell'anello ciclopedonale principale, ovvero ristoratori, strutture ricettive, bike service, fattorie didattiche, aziende agricole. A breve questi corsi saranno organizzati anche a Chioggia.